Bene, eccoci ritornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match, Ermanno, che dedichiamo a un evento storico che ha segnato l'umanità, la prima guerra mondiale, la grande guerra, quella che è stata poi definita l'inutile strage, una carneficina che ha interessato per la prima volta tutto il mondo. Certamente è stata una guerra terribile, ma nessuno aveva intenzione di farla se non piccole cose, poi invece è stata un'escalation, come succede in tutte le guerre. Speriamo che non succeda anche adesso, perché mi sembra che siamo sulla strada giusta. C'è stata un'escalation e tutti contro tutti, e però ha determinato la fine del Medioevo, perché il Medioevo da un punto di vista politico è finito con la Prima Guerra Mondiale, quando sono crollati i 4 imperi e dei regni, e naturalmente ha avuto inizio la grande crisi, perché a quell'epoca lì nasceva il bolscevismo e quindi il comunismo, e quindi si rimetteva in discussione una situazione socio-economica completamente diversa e imprevedibile. E questo ha cambiato completamente i tempi, perché l'economia è cambiata completamente. Adesso l'economia, diciamo, la gestione della nuova economia è fatta dalle banche, dai governi, dalle grandi multinazionali. Non sono più gli imperi che comandano, ma diciamo che anche questi sotto sotto sono dei veri e propri imperi. Al di là di questo, noi abbiamo con noi 2 esperti di storia che ci aiuteranno a scavare su questo periodo storico, che è molto interessante, perché è stato descritto nei libri di testo delle scuole e è stato descritto poi in altri libri di testo come una guerra eroica. Noi vorremmo invece far capire che le guerre non sono mai troppo né patriote né eroiche, ma sono delle stragi dove ci sono uomini che perdono la vita, che sono nati per vivere, non per morire, e che l'esito finale di questa guerra ha portato, come portano le guerre, a un disastro maggiore, cioè la nascita delle dittature europee. E questa fu la cosa più grande. Ma le dittature sono una conseguenza naturale quando un sistema si blocca. Si è fermato il sistema, diciamo, medievale, dove la dinastia era importante e determinante nella gestione di un paese, di un impero, e invece succedeva che questa economia cambiava, di conseguenza l'alternativa all'imperatore è naturalmente il dittatore. La stessa cosa avviene, diciamo, sistematicamente anche in Francia, la caduta della re. Cosa succede? Arriva un Napoleone che sostanzialmente è un dittatore, che poi vuole sopperire a una situazione precedente che lo avrebbe comunque escluso, ma vuole essere incluso nella nuova politica, e anche lui inventa un nuovo sistema. È normale che questo succeda, succede anche in Russia, dopo l'evoluzione degli zar succede il comunismo. Quindi questi cambi non sono mai, le rivoluzioni portano sempre a delle situazioni estreme, poi un po' alla volta si spera che le situazioni possano cambiare. Ecco, in questo senso andiamo ad approfondire questa guerra, che è stata una guerra fratricidia, ed è stata una guerra che ha portato la gente alla follia, perché molti dei militari che tornavano dal fronte venivano ricoverati negli ospedali psichiatrici. Mai in nessuna guerra è successo un fenomeno di questo genere. Era il modo di condurre la guerra. Gente ammassata dentro delle trincee lunghe migliaia di chilometri, vivevano di notte e di giorno nel fango, era antigenico in tutti i sensi, e soprattutto non c'era la possibilità di uscirne vivi. E in questo senso, appunto, lasciamo la parola ai nostri esperti. Certo, che presento per i telespettatori che sono a casa. Saluto e ringrazio per la presenza in studio il professor Stefano Lucconi. Buonasera, professor Lucconi, grazie di essere qua. Buonasera, grazie a voi di avermi invitato. Docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova. E saluto in collegamento il professor Andrea Ungari. Buonasera, professor Ungari.
Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, grazie, docente di storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma. Ermanno, una guerra che per la prima volta coinvolge tutto il mondo. Ecco, c'era una situazione particolare per cui alla fine uno ha tirato dentro l'altro? Diciamo che quasi 100 anni prima c'è stato il Trattato di Vienna e col Trattato di Vienna si è voluto, diciamo, in qualche maniera pacificare l'Europa dopo l'avvento di Napoleone, che aveva praticamente spostato molti equilibri. E 100 anni dopo però questa aggressività reciproca rinasce tranquillamente, si creano strutture e si crea soprattutto l'aggressione reciproca, che è giustificata solo dagli interessi dei grandi nobili, degli zar, degli imperatori, dei re. E che cos'è se non uno stimolo psicologico alla prevalenza, alla violenza? Perché questa guerra non è giustificata da nulla. Allora lascerei la parola di dare un inizio a questo evento al professor Stefano Luconi. Prego. La prima guerra mondiale è uno scontro fra imperialismi che poi scoppia in Europa e si globalizza. Il senso della cesura, lei diceva, finisce il Medioevo, ora forse non proprio il Medioevo, ma sicuramente finisce l'età moderna, finisce l'Ancien Régime. La caratteristica della Prima Guerra Mondiale è l'irruzione delle masse nella storia. È una guerra che non coinvolge soltanto gli eserciti al fronte, coinvolge anche il cosiddetto fronte interno. È una guerra totale in cui indirettamente ne subiscono le conseguenze anche la popolazione civile, che non è in trincea, che non è di fronte al nemico. È una guerra di logoramento, è una guerra che dura uno sproposito rispetto a quanto era stato preventivato all'inizio, è una guerra che ritira la forza lavoro dai campi, crea fame, crea inedia. Do soltanto una cifra: nella sola Germania muoiono 700.000 persone fra il 1914 e il 1918, non al fronte, uccise dal nemico, ma di fame. Quindi in Italia ci sono delle proteste popolari, dei moti. Quelli più rilevanti sono quelli di Torino nell'estate del 1917, queste proteste dovute proprio alla fame. Si chiede non soltanto la pace, si chiede anche il pane, ma non c'è il pane perché non c'è la farina, non c'è la farina perché si coltiva molto meno, perché i contadini sono al fronte a combattere. Quindi la dimensione, diciamo così, di questa cesura, di questo passaggio, è il coinvolgimento delle masse nei combattimenti, che è una situazione molto diversa dalle guerre che si sono combattute fino al 1914, in cui la popolazione civile era coinvolta molto meno. E poi è una guerra che fa riscoprire, diciamo così, la tragicità degli eventi bellici, che si era un po' dimenticata, perché, come lei alludeva quando parlava al congresso di Vienna, ci sono storici poliani fra tutti che parlano della pace dei 100 anni, cioè tra la fine della guerra napoleonica e lo scoppio della prima guerra mondiale non ci sono guerre di ampie dimensioni, ci sono delle guerre circoscritte nel tempo, nello spazio, senza quelle conseguenze in termini di morti che invece sarà la prima guerra mondiale. Ecco, e questo è un po' il senso del passaggio dal passato alla contemporaneità.
la dimensione non soltanto globale, perché ci sono state anche altre guerre globali, la cosiddetta guerra dei 7 anni, lo scontro tra la Francia e l'Inghilterra fra il 1756 e il 1763, era a suo modo una guerra globale che fu combattuta laddove queste due grandi potenze avevano dei possedimenti, non soltanto in Europa, anche in Nord America, anche in Asia. Però è una guerra che è combattuta dai soldati, in patria i civili ne risentono soltanto in minima parte. Invece la Prima Guerra Mondiale è proprio caratterizzata da questo coinvolgimento anche della popolazione civile.